po' squallido. Molto bello. Se fosse una signora. Ciao! L'immagine capace di provocare sorrisi incuriositi, imbarazzo o sdegnata disapprovazione è questa. Nel post apparso sul profilo Facebook della Gipsoteca Antonio Canova campeggia in questi giorni il primo piano del fondoschiena di una delle numerose statue conservate nel museo di Possagno. Ad accompagnarla l'ammiccante invito a darsi da fare con i buoni propositi di inizio anno. Alzatevi e andate, nel segno della parola d'ordine del 2000, fitness. Vi siete già iscritti in palestra? Viene chiesto nella domanda finale. Insomma, il messaggio è chiaro. Se volete un lato B ben scolpito e dalle proporzioni perfette, obiettivo di molti e classica icona di bellezza ieri come oggi, non avete che da fare due passi, che già di per sé aiuta, e andare a vedere i tesori di Antonio Canova, che di glutei da urlo e forme perfette consegnate all'arte senza tempo, secondo i canoni aurei del neoclassicismo, era indiscusso maestro. L'esercizio di marketing messo in campo dalla Fondazione Canova per attirare visitatori, cortocircuito tra arte e provocazione, desideri odierni capolavori del passato e, dicono alcuni forse esagerando un po', tra sacro e profano, ha scatenato le reazioni più disparate. Sulla pagina Facebook in primis, dove non mancano i commenti senza appello di chi trova irriverente l'accostamento. L'argomento diverte e divide, segnale, come spesso si dice, che probabilmente l'obiettivo del post è stato raggiunto. Comunque tutte le opere sono belle e abbondanti, quindi viva la donna in carne, va bene. No, guarda, si commenta da solo, grazie. Non saprei cosa dire. Oggi è tutto legittimo a quanto pare. L'arte non è mai provocatoria, è sempre solo bella. Ben venga, perché no? Se è per farci muovere e andare tutti al museo. In fondo, di irriverenza e provocazione, l'arte è piena, non da oggi. Quanto al lato B in discussione, può tornare utile ricordare un aforisma di Oscar Wilde, secondo il quale un fondoschiena veramente ben fatto è l'unico legame tra arte e natura. E intanto c'è chi non perde tempo, dimostrando di aver fatto proprio il messaggio. Comunque siamo già iscritti in palestra, tranquilla. Sì.